però io voglio dirvi un paio di cose, ma proprio un paio. Prima di tutto io oggi noto uno spirito vincente. Vedete, dopo tanti anni di politica, ormai sono 16 anni per me, un po' di naso, al di là di quello che Madre Natura mi ha conferito, un po' di naso me lo sono fatto, me lo sono allenato, e il mio naso mi dice: incrociamo le dita perché siamo sulla strada giusta. La volta scorsa non eravamo sulla strada giusta, questa volta siamo sulla strada giusta. Prima cosa. Seconda cosa, vedo un Angelo Tabaro che ha assunto finalmente, con forza, con decisione, non che non ce l'avesse prima, però l'ha assunto di più, una personalità di leader, una personalità di sindaco. È sempre Angelo Tabaro, perché è sempre quella persona moderata, umile, disponibile, intelligente, colta, che noi abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare, qualcuno anche ad amare. C'è stato un atto d'amore per te, a volergli bene in tutti questi anni che lo conosciamo. È sempre Angelo Tabaro, non è che sia cambiato, però è un Angelo Tabaro pronto per fare il sindaco, ha tutte le caratteristiche per fare il nostro sindaco nel modo migliore, per fare solo il nostro sindaco, perché questo sarà il suo lavoro principale, anzi il suo unico lavoro, il suo unico impegno, fatto con intelligenza e con il cuore nei prossimi 5 anni. Quindi sono balle quelle che vanno a raccontare in giro, bravo Gastone, sono balle che bisogna assolutamente smontare, perché Angelo vuole fare il nostro sindaco, vuole fare il nostro punto di riferimento, come una squadra bellissima, motivata, fatta di donne e di uomini assolutamente diversi tra di loro, ognuno portatore di esperienze, di volontà, di storie personali, di storie professionali diverse, di estrazioni, di tutto, di passioni magari, però tutti accomunati dalla volontà di far ripartire Portogruaro, non per fare un lifting a questa anziana signora, no, altro che lifting, per farla rinascere, per farla ritornare a interpretare quel ruolo guida dell'intera comunità del Veneto orientale, che ha perso purtroppo con 20 anni e forse di più di governi di sinistra. Piantiamola di dire centro-sinistra, centro-sinistra è un piffero. Questi sono stati 20 anni di amministrazione di sinistra in un certo modo, poi tra l'altro, perché forse la sinistra siamo noi, perché se la sinistra è essere attenti alle istanze sociali, se la sinistra è essere attenti al progresso, se la sinistra è essere in mezzo alla gente, se la sinistra vuol dire cambiamento, se la sinistra vuol dire dare spazio agli ultimi, se la sinistra è andare a aiutare chi ha bisogno, se la sinistra è immaginare un qualcosa di diverso e di migliore, se la sinistra è lavorare attivamente e concretamente perché questo avvenga, bene, lo lasciamo noi la sinistra. Mi sembra evidente, ma dobbiamo crederci. Però ecco, dobbiamo fare anche una cosa a questo punto, però. Smettiamolo di dircelo tra di noi, perché ne siamo convinti, ormai credo che sia il 10º, 20º, 37º incontro che facciamo in questa meravigliosa saletta molto elegante tra di noi, con erede di un passato sicuramente bello e nobile della nostra cittadina, della nostra città. Ma dobbiamo uscire, giusto? Dobbiamo andare in piazza, dobbiamo andare in mezzo alle strade, dobbiamo andare in piazza, dobbiamo fare manifestazioni, dobbiamo comunicare all'aperto, viso aperto, con la nostra faccia, con la vostra faccia, faccia di persone per bene che ci credono, quello che vogliamo fare. Immagino una grandissima manifestazione finale in piazza con il nostro candidato sindaco che farà un comizio e spiegherà alla gente di Portogruaro, alla popolazione, che cosa intende fare nei prossimi 5 anni. Immagino una grande manifestazione, magari già tra qualche giorno, con tutti i candidati di tutte le liste, di tutte queste diverse liste che sono insieme accomunate in un progetto comune. Che poi ogni candidato, insomma sono tanti candidati, si porterà almeno dietro 4, 5, 10 persone. C'è una grande manifestazione collettiva di tutta la nostra alleanza per sostenere Angelo. Questo immagini dobbiamo farlo, nei prossimi giorni dobbiamo lavorare, io stesso sono a tua disposizione perché questo avvenga.
lo diceva Angelo prima, questo guardate è l'unico comune in Italia, e non è casuale, in cui abbiamo insieme tutti quelli che non si riconoscono nel passato. Abbiamo Forza Italia, Alleanza Nazionale, cioè il PDL, la lista civica di Angelo, che sostanzialmente è molto simile e amalgamata con questo nostro comune sentire. Abbiamo la Lega Nord, che sono i nostri amici, i nostri alleati, che lo hanno dimostrato in tutti questi anni costantemente, direi come noi l'abbiamo dimostrato a loro. Abbiamo l'UDC, capeggiata da quel Drigo, da quell'Adriano Drigo, che ha avuto il coraggio di togliersi per rilanciare un UDC che deve stare con noi, che non ha senso alcuno che l'UDC vada assieme a quelli, cioè è antitetica. Lo ha capito lui prima degli altri, lo ha capito lui prima dei suoi leader regionali e provinciali. Ha avuto la dispensa papale da Venezia per venire a fare questa cosa con noi. Abbiamo un insieme, insomma, variegato di forze che credono nel cambiamento di questa città. Il ragionier Bertoncello ha avuto modo qualche tempo fa, in occasione della manifestazione al teatro nuovo, al teatro Ikea, come lo chiamo io, all'Ikea Theatre di Portogruaro, di dire che i parlamentari del PDL, non è che siamo tantissimi per Portogruaro, l'impressione di essere solo io, purtroppo per voi, si svegliano solo in campagna elettorale e come dopo la pioggia vengono fuori come i funghi, cioè a parte che non so che fungo sono. Ecco, beh, allora voglio essere un chiodino, anzi un chiodone per lui. A parte che è una colossale balla, ma il signor sindaco Bertoncello, ex sindaco Bertoncello, per sempre il ragionier Bertoncello, dovrebbe ricordare il ragionier Bertoncello, dopo essersi asciugato le lacrime del coccodrillo che ha sparso per tutta l'estate e per l'autunno inoltrato, che siamo arrivati al commissariamento di Portogruaro, che adesso sta finendo perché riprenderemo a governare noi con Angelo e con la sua squadra, solo unicamente per colpa sua, per colpa unicamente sua. Non ha avuto le palle, chiedo scusa, la forza, la determinazione di poter fare un gioco diverso, che era un gioco democratico, che poteva essere in qualche modo praticabile da parte nostra, magari anche turandoci un po' il naso. Però ecco, se siamo arrivati al commissariamento è semplicemente per colpa sua. Bene, adesso ha voluto fare la partita della vita, ha voluto rilanciare, ha il coraggio di venirci a dire che lui, l'uomo che può garantire il cambiamento, ma il cambiamento di che cosa? Da se stesso, è cambiato, cioè ha pianto tutta l'estate, ha pianto tutto l'autunno, ha pianto perché non hanno preso il 50% come coalizione di sinistra, e allora dopo tutti questi pianti è cambiato. Bene, allora se si è pentito, se è cambiato, se ha deciso di emendarsi, se ha deciso di prendersi una pausa di riflessione, bene, noi aiutiamolo a prendersi una pausa di riflessione.